Spero vivamente che quel tavolo che si sta tenendo a Bruxelles, alla presenza della Commissione, della BCE, di Banca Italia e di altre realtà, possa veramente pensare a un salvataggio delle nostre banche e far ripartire queste banche. Il tavolo per la ricapitalizzazione statale dei due istituti di credito deve andare in porto, è questo l'auspicio del governatore del Veneto. Secondo il capo dell'esecutivo regionale, l'aumento di capitale con l'intervento della BCE e la fusione sono l'unica soluzione per evitare un piano di ristrutturazione pesante. Mia prima preoccupazione sono i lavoratori, però è bene, onde evitare che si diffondano leggende metropolitane, che siano dati tre scenari: la vendita, lo spezzettamento e la fusione, magari anche scrivendoci se c'è qualcuno che è in grado anche di vendere queste banche, no? Sono 4 anni che dico che la strada è quella della fusione, ha ribadito oggi Zaia. Se l'avessimo fatto quando lo dicevo io, stiamo parlando di 4 anni fa, molto probabilmente oggi non staremmo qui a parlare di questo casino. Nel frattempo si attendono anche gli sviluppi delle inchieste giudiziarie. Se da un lato, se ci sono responsabili, se il giudice ci dirà che identificherà delle responsabilità, è giusto che paghino, dall'altro dico anche che è giusto che non si trattino le nostre due banche venete come banche di serie B rispetto a qualche altra banca famosa in difficoltà a livello nazionale. E oggi Zaia svela anche un retroscena, anche lui, avendo delle azioni dei due istituti di credito, ha deciso di non convertirle, e non solo, perché avendo più di 10 anni non rientravano nell'offerta di transazione. Facendo anche due conti sulla mia contabilità personale, effettivamente ti trovi con una carta velina.